tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e bentrovati al nostro quotidiano dal lunedì al venerdì, appuntamento con Onda Libera, temi di attualità come sempre, e alle ore 11 avremo modo di conversare con Suad Sbai, giornalista, ex parlamentare del Popolo della Libertà nella precedente legislatura e presidente dell'Associazione Donne Marocchine in Italia, nonché presente sabato scorso alla manifestazione Stop Invasione organizzata dalla Lega Nord a Milano. Intanto però la prima pagina dell'ANSA che ci dà notizia di una maxi indagine per evasione fiscale con controlli della Guardia di Finanza in tutta Italia. 60 gli indagati dalla Procura di Roma. Militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza stanno eseguendo decine di perquisizioni e sequestri in tutta Italia in un'inchiesta che ha portato alla luce un'evasione fiscale per miliardi di euro. Nell'indagine sono indagate oltre 60 persone. L'indagine è coordinata dalla Procura di Roma. I reati contestati: associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, bancarotta fraudolenta e riciclaggio. Nel corso dell'operazione i finanzieri hanno sequestrato beni per oltre 100 milioni di euro. L'ingentissima evasione fiscale, così l'ha definita il nucleo valutario della Guardia di Finanza, è stata realizzata, secondo l'accusa, dal consorzio di cooperative Gesconet, che opera nei settori del trasporto, del facchinaggio, delle pulizie e della vigilanza privata. L'inchiesta è diretta dal procuratore aggiunto di Roma Nello Rossa e dai sostituti procuratori Filippi e Davinola. I provvedimenti di sequestro preventivi sono stati firmati dal GIP della capitale Valerio Savio. Il sistema di evasione fiscale si sarebbe prevalentemente fondato sull'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. E sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA di stamani c'è la notizia della morte in un incidente aereo in Russia di Christophe de Margerie, amministratore delegato del gruppo petrolifero francese Total. 63 anni, de Margerie è morto nello schianto del suo aereo privato all'aeroporto di Mosca. L'incidente è avvenuto nei pressi della capitale russa. Il jet Falcon 50 dell'amministratore delegato della Total si è schiantato contro uno spazzaneve. Sono morti anche i 3 membri dell'equipaggio, francesi anch'essi. Secondo il portavoce del comitato di investigazione russo Vladimir Markin, l'operatore alla guida dello spazzaneve col quale è entrato in collisione l'aereo privato dell'amministratore della Total era sotto influenza dell'alcol. Il presidente russo Putin ha espresso le sue condoglianze per la morte di de Margerie. Secondo il portavoce del Cremlino Peskov, Putin apprezzava le qualità imprenditoriali dell'amministratore delegato di Total e il suo contributo allo sviluppo delle relazioni fra Francia e Russia. Putin ha anche inviato un telegramma di condoglianze al presidente francese Hollande, dicendosi sconvolto per la morte dell'amministratore della Total, che era un amico vero della Russia, ha detto il presidente russo. Total ha perso il 3,2% in borsa. E già che siamo su internet, vi segnalo dal sito di formiche.net, l'analisi del generale Carlo Jan sul perché la Turchia ha aiutato i peshmerga curdi a Kobane. Quali sono le condizioni poste dalla Turchia? Fra queste anche l'attacco a tutti i terroristi, incluso il PKK curdo, protagonista della difesa della stessa città di Kobane, la creazione di una no-fly zone, di una zona dove il volo degli aerei è vietato possibilmente su tutta la Siria, aree di sicurezza per i profughi e loro collegamento con una fascia di sicurezza a sud del confine turco, il tutto in un quadro di tentativi da parte del presidente della Turchia di resuscitare l'eredità ottomana. Pochi giorni fa il presidente turco, ricorda il generale Carlo Jan, ha dichiarato che la divisione dell'eredità ottomana fatti dagli accordi Sykes-Picot è stata un grave errore. La pace nella regione presuppone la modifica di quei vecchi accordi. Quale modifica? Erdogan non lo ha detto, ma chiaramente nelle sue parole suonavano accenti neo-ottomani, scrive il generale Jean. Mentre su un altro quotidiano online, l'Intraprendente, il giornale di opinione dal nord diretto da Giovanni Sallusti, che continua a mantenere in prima pagina il contatore del residuo fiscale lombardo, cioè la differenza fra quanto i cittadini lombardi pagano di tasse a Roma e quanto torna indietro. In questo momento, ad oggi, 21 di ottobre, i lombardi hanno regalato a Roma 45 miliardi e 402 milioni di euro, in costante crescita. Il contatore gira inesorabile
ogni secondo sono migliaia di euro che i cittadini lombardi lasciano nelle casse di Roma, in più di quello che ricevono. Sono 45 miliardi in questo momento e rotti, 402 milioni. Però, dicevo, sul quotidiano L'Intraprendente va segnalato l'articolo principale di fondo del direttore Sallusti su Maroni che dice Tosi. Nel giorno in cui Berlusconi apre a chiunque possa drenare voti di centrodestra, escluso Alfano, un segnale viene dal nord. Pordenone, venerdì sera, apertura del locale Faro, cellula della fondazione che il sindaco di Verona Tosi sta moltiplicando in tutta Italia. Ospite Maroni, il quale ha speso alcune parole mirate nel momento della schizofrenia di Berlusconi, che è diventato uno, nessuno e 100.000, dal Nazareno all'arcigay Berlusconi, e le Leopolde azzurre che stentano a prendere quota, cioè il tentativo di rinascita di Forza Italia. Dice Maroni, la spinta di Tosi è fondamentale per guidare il centrodestra, con la componente delle liste civiche che è decisiva. Lo dico da leghista, sempre vissuto nel partito, ci saranno resistenze enormi, ma ce la faremo. C'è molto da fare per rilanciare il centrodestra, ma noi sappiamo che Tosi ce la può fare. Insolitamente loquace, scrive Sallusti, il presidente lombardo. Dalle sue parole si deduce che esistono due leghe e che prima se ne traggono le conseguenze politiche, meglio è. Da un lato c'è quella che Sallusti, che è il nipote di Alessandro Sallusti, il direttore del Giornale, e che dirige questo quotidiano online, L'Intraprendente, appunto. Da un lato c'è la baraonda nazional statalista di Salvini, il tentativo evidente di dar vita a un Front National italiano. Poi c'è un'altra lega, un pezzo di mondo settentrionale produttivo, a cui piacerebbe approfittare del crepuscolo di Berlusconi per smettere di essere e di pensarsi figli di un dio minore, lanciando un'offerta pubblica sul futuro dei liberali in Italia. Ovviamente la Lega 2 non è lepenista, ma dovrebbe essere thatcheriana, liberista vera e non liberista finto pop alla Renzi. In questo mondo Flavio Tosi è quello che oggi ha le carte migliori, scrive L'Intraprendente, dal quale vi segnalo per curiosità anche il libro di Fabrizio Rondolino, L'Italia non esiste, che si trova solo sull'Intraprendente, che fa leggere anche alcuni capitoli, uno dei quali ha un titolo piuttosto seducente dal punto di vista Lega, la sciagura dietro l'unità d'Italia. Mentre andiamo a un'altra conversione leghista, diciamo così, quella del direttore di Libero, Maurizio Belpietro, che oggi nell'editoriale, in prima pagina su Libero, appunto si converte alla Lega. Non sono mai stato leghista, neanche quando era di moda esserlo, scrive Maurizio Belpietro, ma dopo aver letto l'intervista che pubblichiamo all'interno, penso che lo diventerò. E l'intervista è quella al signor Carlo Cani, che non ha mai lavorato come minatore, che è andato in pensione dopo non aver mai lavorato in vita sua. Mentre procedevo nella lettura del colloquio tra il giornalista della Nuova Sardegna, Mauro Lissia, e il minatore sardo in pensione, Carlo Cani, la mia indignazione e la mia rabbia si gonfiavano come mongolfiere, scrive Belpietro in prima pagina oggi su Libero. Altro che tasse sulle pensioni e sulla liquidazione di chi ha lavorato una vita come vorrebbe fare Renzi con la scusa di rimettere in ordine il bilancio. Qui c'è da fare i conti con tutto un pezzo d'Italia che campa sulle spalle dell'altra, quella che lavora. L'intervista a Carlo Cani, baby pensionato dall'età di 52 anni dopo 13 anni di cassa integrazione e 26 anni di malattia, è un programma politico. Basterebbe mandarla in onda ogni giorno in una trasmissione di prima serata per guadagnare voti e convincere gli italiani che se vogliono davvero cambiare verso a questo paese bisogna partire da lì, dai Carlo Cani, dalle loro furbizie. Ma chi è Carlo Cani? È un simpatico sessantenne che da 8 anni è a riposo e può godersi la passione di sempre, il jazz. Non che prima, quando ufficialmente lavorava, non lo abbia mai fatto. Anzi, Cani, soprannominato Charlie Dogs, si è sempre occupato di musica jazz, a tempo pieno, anche quando era minatore, perché di fatto in miniera non c'è mai andato, non ha mai lavorato. Io e il carbone, dice sorridendo al cronista che lo ha scovato, non abbiamo mai legato e allora andavo dai medici, continua fra una risata e l'altra. Chiedevo cure, loro capivano e mi accontentavano.
Anni e anni di malattia, non sempre la stessa, ogni volta una nuova. Mi inventavo di tutto, racconta l'uomo, amnesie, dolori, emorroidi, camminavo sbandando come se fossi ubriaco, o forse, a pensarci bene, qualche volta lo ero davvero. Mi capitava di urtare la parete con un pollice, impossibile andare a lavorare col pollice gonfio. E mentre racconta, sottolinea Maurizio Belpietro, nell'articolo di fondo di Libero, a Carlo Cani scappa una risata. Assenteista? Chiede il giornalista. Più che altro assente per ragioni certificate, risponde Cani. Lavativo? Termine inappropriato. Possiamo dire che alla miniera ho sempre preferito la musica jazz e le corse in salita. Lo stipendio lo percepiva, scrive Belpietro, ma di lavorare là sotto non se ne parlava perché là sotto non stava bene. Lui, al martello pneumatico, preferiva il sax e dunque, tra un espediente e l'altro, tra un certificato e una visita medica, tra una furbizia e una degenza, ha cercato di assecondare le sue inclinazioni. 26 anni così. Una volta rientrato dalla malattia e comandato al controllo di un rubinetto, si addormentò 90 metri sottoterra e allagò la stazione di pompaggio. Per questo fu sbattuto a lavorare di ramazza nel piazzale della Carbo Sulcis. Lavoretto leggero, ricorda l'uomo, ma solo per qualche giorno, perché poi non stavo bene. Mentre racconta la sua storia, nota ancora il direttore di Libero, l'ex minatore, si fa per dire, ride di gusto, si sente fiero di aver fregato tutti, di aver giocato a guardie e ladri con il lavoro. Io ci scherzo su, spiega, perché la mia è una strana storia. Laggiù, sottoterra, c'è gente che si è spaccata la schiena per anni e anni, gente che il salario se l'è guadagnato col sudore. Io li rispetto, ma sono diverso. E riprende a ridere, nota l'intervistatore. Sono un minatore jazz. 26 anni di espedienti, poi 13 di cassa integrazione e poi lo scivolo per il lavoro usurante di minatore e infine la pensione. Una vita senza mai lavorare. È un caso limite quello di Carlo Cani? Forse, scrive Maurizio Belpietro, o forse no, se è vero che in certe zone e in certi giorni abbiamo il più alto numero di assenze per malattie e se è vero che in certe regioni abbiamo più falsi invalidi e più pensioni di accompagnamento che altrove e soprattutto se è vero che sui quasi 17 milioni di assegni previdenziali erogati ogni mese dall'INPS, circa il 40% è incassato da persone che non hanno versato i contributi necessari per avere la pensione. La verità, prosegue il direttore di Libero, è che Charlie Dogs è la rappresentazione beffarda ed eccessiva di un esercito di furbi che campa senza lavorare, approfittando degli ammortizzatori sociali pagati da chi fatica e versa le tasse. Carlo Cani è figlio dell'Italia assistita, che per anni ha mantenuto aziende decotte in nome del posto di lavoro, un prodotto di un paese malato e corrotto, dove ognuno pensa che in fondo non sarà lo stipendio guadagnato senza lavorare a mandare in malora l'Italia. L'ex minatore per finta è parente stretto di quell'esercito di furbi messo in fila ieri dal Sole 24 Ore. Piccoli evasori che dimenticano di pagare l'IMU o la Tari, ma alla cui porta non bussa nessun esattore. E sono gli evasori che si concentrano nel meridione d'Italia, come segnalava ieri il Sole 24 Ore. Anche loro, come il jazzista renitente al lavoro, giocano a guardie e ladri, sfruttando le inefficienze della pubblica amministrazione. Non pagano e sperano che nessuno chieda loro di farlo. Come Charlie Dogs, per i loro mancati versamenti si daranno una giustificazione che li assolve, pensando che di certo lo Stato non fallirà se loro non pagano qualche decina di euro di ICI. Giusto, no? In fondo, cosa volete che siano 50 euro al confronto di 35 anni senza lavorare? Dopodiché il Libero riporta la intervista, la chiacchierata che è comparsa ieri su La Nuova Sardegna, storico quotidiano sardo. Il cronista Mauro Lissia ha intervistato questo signor Carlo Cani, in arte Charlie Dogs. Il signor Cani è un giovane sessantenne, scrive il cronista, che sprizza energia da ogni poro e racconta come ha avuto la pensione senza lavorare per 35 anni. Doveva fare il minatore nel Sulcis, ma tra false malattie, certificati, furbate e mobilità, scivolo per il lavoro usurante di minatore che non ha mai fatto, ha raggiunto l'anzianità raggirando il sistema e adesso ne ride.
Mentre ricostruisce i suoi anni a carico del sistema, il signor Cani per più di una volta s'abbandona alle risate. Al suo posto hanno sgobbato gli altri. E poi c'è l'articolo dell'ex sottosegretario al welfare Alberto Brambilla: non hanno versato i contributi e l'INPS copre metà dei loro assegni, scrive Libero riassumendo le argomentazioni numeriche di Alberto Brambilla. La storia del minatore del Sulcis, che ammette di essere andato in pensione con 35 anni d'anzianità, sarà un caso limite, o meglio, fa parte di una cerchia di casi limite che però danno l'idea di quanto indebito sfruttamento del sistema ci sia. Il vero problema è la moltitudine di storie assimilabili a quella dell'uomo che non amava la miniera. Basta dare una scorsa ai numeri del sistema pensionistico analizzati dal Centro Studi Itinerari Previdenziali. L'ultimo rapporto, che parte dalle statistiche del 2012, ci dà un dato generale. In Italia ci sono 8.602.164 pensioni assistite, che si traduce nel 52% del totale dei pensionati. Che significa? Che tra invalidi, integrazioni al minimo, maggiorazioni sociali e altre prestazioni assistite, il 50% circa dei pensionati italiani hanno versato pochissimi contributi rispetto agli assegni che stanno percependo. La differenza gliela paghiamo noi. L'altro dato riguarda la spesa assistenziale, cioè la spesa che la fiscalità generale, la totalità dei contribuenti, si accolla per colmare questo buco: 83,6 miliardi. Tanto per dire, a oggi in Italia vengono erogate circa 3 milioni di prestazioni che integrano il minimo. Vuol dire che ci sono milioni di contribuenti che hanno lavorato meno di 15 anni e quindi sono rimasti sotto la soglia minima per accedere alla pensione. Senza l'aiuto pubblico non avrebbero avuto neanche la minima, 430-630 euro. Certo, un meccanismo che va incontro ai più deboli non esiste solo da noi, ma il fatto è che in Italia si incentiva la debolezza e si punisce chi versa di più. Il nostro sistema, dice Alberto Brambilla, ex sottosegretario al welfare e docente alla Cattolica di Milano, oltre a basarsi su contributi e imposte sia dirette che indirette, francamente insostenibili e quindi andrebbero ridotte, tende sempre a dare una mano a chi versa di meno. La regola è: non arrivi a una certa soglia di reddito o di contributi, sarai esentato dal pagamento del ticket, per esempio. È solo un esempio perché la tendenza è generale. Insomma, ovvio che se non arriviamo a capovolgere questi principi, il numero delle prestazioni assistite non potrà che aumentare, dice Brambilla. A proposito delle pensioni, circa la metà dei pensionati, o meglio, l'INPS copre circa la metà degli assegni pensionistici con contributi a carico della cosiddetta fiscalità generale, cioè di tutti. A proposito di fisco ma locale, poi magari ce ne occupiamo più in dettaglio, però il Sole 24 Ore di ieri riportava a pagina 6 un articolo di Gianni Trovati con tanto di tabella e di classifica degli incassi fantasma sulle entrate dei comuni, le entrate iscritte a bilancio dai comuni e la capacità di riscossione effettiva di ogni comune. Il tutto fatto per i capoluoghi, solo per i capoluoghi italiani, non per tutti i comuni. Però il tutto è estremamente significativo perché è la differenza fra quello che i comuni mettono a bilancio come entrate previste e quello che poi riescono effettivamente a raccogliere, cioè quanto pagano i cittadini, in estrema sintesi, di tasse comunali. Per esempio, appunto, l'IMU piuttosto che la Tari, la Tasi e via dicendo. Ebbene, viene fuori un'Italia, come al solito, spaccata in due. Si concentrano al sud le mancate riscossioni che sono nel mirino della manovra. Poi vedremo in che modo. Intanto c'è la pubblicità e poi apriamo invece la parentesi di colloquio con Suad Sbai dopo la pubblicità, tra poco. Amore, io non posso stare. Pro 22.
Rieccoci allora in onda e dovrebbe essere in collegamento con noi, come dicevamo prima, Suad Sbai, giornalista, presidente dell'Associazione Donne Marocchine in Italia e deputata per il PDL nella precedente legislatura. Buongiorno signora Sbai, innanzitutto. Buongiorno a tutti. Allora, sabato, come dicevamo prima, anche lei ha partecipato alla manifestazione di Milano, Stop Invasione, e ha parlato anche dal palco. Allora, le chiedo innanzitutto dove si trova oggi, perché so che lei è molto attiva sul territorio, in primo luogo, e quindi dove sta stamattina e perché, e poi parliamo della manifestazione di Milano. Allora, vorrei fare solo una piccola premessa, poi parlo dove prego. sono stamattina, dove andrò tra qualche ora, insomma. Sì. Stamattina su Sky, che voglio denunciare pubblicamente, a Tony Iobbi non l'hanno fatto parlare. Le hanno messo una cuffia dove l'hanno disturbato tutto il tempo. Insieme in trasmissione c'era Khalid Shawki, conosciamo un deputato del PD, sì, che ha insultato l'Italia in un web che io vorrei dare, così la gente lo può andare a vedere, che si chiama Isa Shawki, Imola, Savona, Ancona, Como, Hotel, Ancona, Udine, K, Imola. Che cosa dice questa persona sull'Italia e sugli italiani, in particolare i bambini? E il signor Togni non l'hanno fatto parlare neanche un minuto, con un auricolare che non si sente niente, e l'hanno deriso. Chiudo qui, non è una polemica, ma la televisione deve essere per tutti, non a senso unico, televisione a senso unico. Ecco, Tony Iwobi è il rappresentante. No, ci mancherebbe, anzi è un'informazione, direi. Un'informazione. E sappiamo che questi giorni va uno con 30, deve combattere con 4-5 persone. Ci deve essere il par condicio sempre. Io oggi andrò tra poco a una piccola manifestazione, perché il comune ha preso in concessione degli appartamenti a Roma Nord, chiamo anche quelli di Roma Nord, e per darli a tutti quelli arrivi pagando 900 euro a appartamento, mettendo tutti gente, immigrati da tutte le parti, senza sentire la popolazione vicino a Roma Nord, senza sapere. Già hanno cominciato a fare tanti problemi a Roma Nord. Noi saremo lì, faremo una manifestazione contro il sindaco Marino, che sta facendo solo danni a tutta la città di Roma. Danni. Faremo una grossa manifestazione anche su Roma per dire basta a Marino. E tra l'altro su Roma oggi c'è un servizio in prima pagina su Libero, firmato da Franco Bechis, che definisce Roma la capitale del degrado, strangolata da criminali stranieri, con un'impennata nei numeri, secondo i numeri forniti da Libero e dalla Questura, di rapine, borseggi, furti che sono cresciuti, e soltanto in stazione Termini 4.000 denunce in un anno. Per non parlare della violenza sugli autobus, che ha toccato pesantemente anche qualche autista donna. Lei se ne è anche occupata, no, signora Sbai? Sì, io ho denunciato il fatto alla Procura della Repubblica, perché non è più accettabile che donne autiste o qualsiasi donna che va per strada, in giro, che passeggia, venga trattata in quella maniera. 40 persone immigrati che l'hanno aggredita, hanno rotto tutto l'autobus. Io la denuncia l'ho fatta alla Procura della Repubblica. Bisogna denunciare, bisogna cominciare a denunciare, perché è un degrado. Roma ormai non se ne può più con tutto quello che sta facendo il sindaco Marino. Non è accettabile. Tutti i romani, io chiamo tutti i romani a una grande manifestazione contro il primo cittadino di Roma, che non è per gli italiani, non fa l'interesse degli italiani purtroppo, ma fa altri interessi suoi personali, che già iniziata la sua campagna elettorale, non lo so, anche se è presto, molto presto, ma è iniziata. Io quello che dico anche ai romani: denunciamo Marino, denunciamo il sindaco Marino per tutto quello che sta succedendo nella città di Roma. Non è contro né qualche politica, abbiamo avuto gente di sinistra, non è che
è sempre stato un po' così, un disordine totale, un disordine. Roma è una città, comunque la capitale, ormai chi la viene a vedere è un degrado totale, e lui fa altra politica nei palazzi, e questo non va bene. Noi l'abbiamo denunciato alla procura e spero che la procura intervenga subito su tutti questi attacchi, in particolare alle donne. Ecco, signora Sbai, adesso apro una piccola parentesi perché lei ha citato prima una trasmissione che io ovviamente non ho visto, di Sky, nella quale era ospite anche Tony Iwobi, che i leghisti magari e gli ascoltatori della Lega conoscono, altri non lo conoscono. È il responsabile immigrazione della Lega, un militante bergamasco di origine nigeriana, che ha parlato anche lui sabato scorso dal palco di Milano. Non ho visto la trasmissione, lei mi dice che è stato insomma silenziato, per così dire, ridotto al silenzio. E peraltro sul suo sito internet noto anche che anche nelle trasmissioni in cui è stata ospite lei c'è la tendenza, come dire, a non permettere un dialogo a pari livello, diciamo, a pari opportunità, perché quando si toccano certi argomenti deve prevalere, come dire, il pensiero dominante, no? È un po' un tema generale questo qui, perché il confronto, chissà perché, sui temi dell'immigrazione si deve fare in maniera molto ideologica. Allora io le chiedo a questo punto il senso della sua partecipazione. Lei, ricordavo prima, è stata deputata del Popolo della Libertà nella precedente legislatura. Il senso della sua partecipazione alla manifestazione della Lega di sabato e anche la sua valutazione di quella manifestazione lì, visto che poi sono usciti commenti sulla stampa, fascisti, post-fascisti, populisti, qualunquisti e via dicendo. Io ho sentito anche di più, ma non e di peggio. Niente, i numeri parlano. Sono i numeri, le persone che sono venuti, gente normale con i carrozzini, le donne anziane, uomini, 100.000 e più persone che vanno in una manifestazione non va derisa, una manifestazione non vanno derisi, la manifestazione è il popolo che parla, quando vanno e spendono di loro tasca di venire anche in una piazza e potevano andare a mangiarsi una pizza con la famiglia, e vengono invece a sentire una parte di una politica che dice la verità, che parla al popolo italiano. E noi diciamo solo basta con la loro ideologia, loro non hanno più niente da dire, perché hanno fallito in tutti i sensi, fallito sull'immigrazione, fallito sulla politica, fallito sulla politica sociale italiana, hanno fallito su tutto. È chiaro che noi siamo scomodi, non possono vederci in televisione perché siamo scomodi, ci stanno facendo la censura, benissimo, ma noi ci muoviamo comunque, lavoriamo comunque, ci censurano. Bene, vuol dire che sono ancora più in difficoltà, non vogliono il confronto con noi. Noi chiediamo il confronto, andiamo in televisione insieme, non mettere una persona con l'auricolare, non farla parlare e mettere un personaggio dove ha fatto un video contro l'Italia e lui sceglie anche gli invitati, e del PD sceglie anche gli invitati, perché dice se c'è Suat Sbai io non vengo. No, io voglio il confronto, voglio parlare di immigrazione, voglio parlare con loro di vera immigrazione, quello che sta succedendo alle migliaia e migliaia di donne immigrate, massacrate, segregate, uccise. Domani sarò al tribunale, alla Cassazione, dove siamo presentati parte civile, dove una immigrata pakistana è stata uccisa per difendere la figlia. Si chiama Noshin Butt, la mamma di Noshin Butt. Domani abbiamo la Cassazione, gli hanno dato 30 anni e noi chiediamo l'ergastolo, perché chiediamo il diritti di tutti. Noi siamo in quel tribunale, non siamo nelle moschee con il velo e andare a fare, come per dire, a favore ecco, su questo, per prendere un frutto. Su questo, signora Sbai, su questo io le chiedo che effetto le fa, da donna che è nata in Marocco, cittadina italiana dal 1981, conosce il mondo islamico naturalmente, che effetto le fa? E oggi su questo la interroga anche la Padania, ho visto una sua intervista, vedere la Presidente della Camera Boldrini alla Moschea di Roma col velo. Qual è il suo giudizio? Ma il sentimento di sottomissione totale a tutti, questo integralismo,
È chiaro, io se entro in un posto non metto il velo, perché devo metterlo? Il velo si mette nella preghiera, e capisco e rispetto, ci mancherebbe altro, ma una Presidente della Camera che va con il velo in un posto dove deve parlare, in una sala normale, a me non capisco. Capisco l'ideologia loro, ok, che vogliono portare, capisco tutte le altre cose, però così, sapendo della manifestazione di sabato, si sono mossi tutti, chi per matrimoni gay, chi per le moschee, chi per disturbare quella manifestazione, ma hanno fallito anche lì, perché la gente normale è venuta lì, è venuta a sentire Matteo Salvini, è venuta a sentire tutta la gente di Milano, del nord dell'Italia, e qui hanno fallito e dobbiamo cominciare a denunciare queste persone che dicono che è una piazza è xenofoba. Io li denuncio domani. Era una piazza che parla dei diritti delle persone, dei diritti degli italiani e degli immigrati che sono integratissimi qui e non hanno più spazio neanche di respirare e di parlare. E se parlano vengono chiamati o razzisti. No, chi mi chiama razzista lo denuncio domani. Perché chi si occupa delle donne e del sociale siamo noi, dalla mattina alla sera, negli ospedali, nelle scuole, alle donne che non escono di casa per 3 anni e li tiriamo fuori, li denunciamo i fatti, andiamo nei tribunali anche da morte e noi li seguiamo ai tribunali. Cosa fanno loro? Mettono il panino in bocca e li portano in piazza, se no la casa popolare non la danno, perché li tengono in ostaggio e li mettono un panino e non sanno nemmeno perché stanno in quella piazza. E questa è la vergogna. Io dico in modo sincero, senza troppa polemica, chi mi conosce io parlo sempre in questo modo. Io dico la smettiamo. Adesso si sono resi conti alcuni intellettuali da salotto del Marie Le Pen. Ma Marie Le Pen esiste degli anni 70 che esiste il partito Front National, solo che adesso ne parla la Lega oppure chi per la Lega, e adesso sono diventati tutti xenofobi, ma vanno a vedere un po' la storia, leggono un pochino, perché secondo me c'è un'ignoranza allucinante anche in questi salotti radical chic. Ecco, signora Sbai, non le dà fastidio che qualcuno le metta addosso l'etichetta di leghista? A me? Ma guardi, cascano proprio male. Cioè, proprio io ho sposato quello che dice Matteo Salvini, tutto quello che dice, non in tempi non sospetti, e lui lo può dire. C'è una stima reciproca da anni e anni, da quando andavamo in televisione insieme. Assolutamente, le cose che dice lui, lo dico io, anzi forse ne dico anche di più, perché io vivo dentro alle comunità e so quello che succede a tutte le donne. A proposito di questo, signora Sbai, qual è il suo, visto che lei ha contatti e con la sua associazione appunto e con la sua attività si occupa della vita quotidiana, qual è il polso della sua, il polso della realtà, diciamo così, dell'immigrazione? Poi parlare di immigrazione in termini assoluti non ha molto senso. Le chiedo quali sono i principali problemi che lei registra con l'attività della sua associazione e con la sua personale attività. Quali sono le questioni scottanti, calde, da risolvere e i possibili problemi anche per tutti i cittadini, a prescindere dalla loro nazionalità? Ma noi di tutti i cittadini, noi ci occupiamo di tutti. Cioè anche delle donne italiane sposate con alcuni uomini che gli hanno preso i bambini, portati all'estero e sono rimasti senza figli per anni e anni. Noi abbiamo recuperato quei figli e continuiamo a fare una battaglia contro la violenza sulle donne che hanno importato alcuni estremisti, soprattutto nel nostro paese, ma in tutto l'Occidente, perché è un progetto loro di sottomettere la donna e sottomettere tutti quanti, chi vuole parlare di queste tematiche. Non è accettabile che esista in un nostro paese una donna vada in giro con un niqab o con un burqa, è inaccettabile. Intanto io non so chi ci sta dietro, non lo so, non lo sappiamo, e io li vedo in giro andare e se nessuno li controlla.
e questo secondo me dovrebbero cominciare a dire non a quel velo, perché copre il volto delle donne e dietro a quel velo ci sono delle donne massacrate, segregate, e se non escono quel velo non possono neanche prendere una boccata d'aria per strada. Noi abbiamo avuto donne sgozzate, Sanada Fali, loro parlano tanto di libertà religiosa. Io sono la prima a difendere la libertà religiosa. Il problema sono loro che non rispettano la libertà religiosa. Quando Rashida a Brescello, una cittadina marocchina, è stata uccisa perché si è convertita al cristianesimo, è stata uccisa, è rimasta nell'obitorio per 50 giorni e nessuno di sinistra è venuto a bussare, ma com'è che quel corpo sta lì? Siamo andati lì, l'abbiamo portata via e abbiamo denunciato, siamo parte civile anche lì. Le donne non partecipano alla vita sociale e economica di questo paese, sono segregate nelle case, è un peccato. Allora è meglio che li portano a casa, e perché il problema è che se li portano in Marocco o in altro paese, i diritti quelle donne ce l'hanno, e come? Uno non può chiudere una donna in casa. È qui che la chiudono, è qui che si sono radicalizzati di più, e noi abbiamo sofferto da anni che denunciamo questo fatto, non è oggi, da anni. Insieme a tanti colleghi abbiamo denunciato tutto questo fatto, che non c'è diritti a queste donne, è perché è subentrato un altro diritto al rispetto di qualche religione o immigrazione. Io non ci sto. C'è una Costituzione in questo paese che va rispettata, un diritto che va rispettato, e non voglio attenuanti culturali, attenuanti religiosi, non ci siamo più a quel attenuante religioso, Chi fa qualche cosa deve andare in galera, deve mandare un mandato a casa sua. Chi non conosce la lingua italiana, non vuole conoscere perché gli fa male la testa, come mi hanno detto, imparare la lingua italiana, va a casa, non gli do il permesso di soggiorno. E il problema è che quando vogliono i loro diritti proprio per avere la casa, per avere la sanità e cose, e come parlano veloce in italiano, gli serve anche il mediatore linguistico. La smettiamo con questi mediatori, la smettiamo col mediatore linguistico. Chi arriva nel nostro paese deve imparare la lingua, io non devo pagare anche per spiegargli che cos'è la legge, deve impararla, leggerla e studiarla, e qui non devono più succedere quelle cose che succedono in Afghanistan, oppure avere i piedi in Italia e il cervello in Afghanistan. Noi dobbiamo dire non a queste persone, e sì alle persone per bene, sia alla gente per bene, ce n'è anche tanta. Il problema è che non gli danno la parola in televisione, non li vogliono a Piazza Pulita, gli altri non gli vogliono dare la parola, perché andranno a dire le stesse cose che dice la Lega. Ecco, signora Sbai, a proposito della figura femminile, del ruolo della donna e della condizione della donna, in riferimento particolarmente alle comunità di cittadini che vengono da paesi di religione islamica e che stanno in Italia, le chiedo la sua valutazione in base ai casi che conosce. Qual è la situazione reale delle donne che fanno parte di comunità, o meglio, arrivano da paesi di religione islamica e che si trovano in Italia? Ma io dico, parlo di moderati, non si sentono, ci sono, esistono, per fortuna nostra. C'è questa parte, diciamo, del 10% che non fa altro che sfornare moschee su moschee piccoli dove fanno di tutto, dove anche jihadisti partiti dal nostro paese per combattere, e sono terroristi per me, non hanno nessuna religione, quello non sono religiosi, sono dei terroristi, bisogna chiamarli con il loro nome. Le donne che vivono sotto il loro dittatura vivono in modo drammatico, donne che non possono nemmeno uscire da casa, donne che ci chiedono dal Marocco le loro familiari che sono spariti, che non li sentono più, che non li vedono più, donne che non vanno a mangiarsi anche un panino, donne che non vanno al cinema, donne che non vivono, donne sono segregate.
e io li seguo tutti i giorni, e perché non mi rispondono a me quelli che vanno in giro velate italiane per farsi belle o farsi prendere qualche voto, ma tanto non lo prendono dall'estremismo integralista, perché l'estremismo integralista non vota a sinistra, se no voterà un'altra cosa, estrema destra, ma non c'è, cioè proprio sono abbastanza nazisti gli estremisti, diciamo, integralisti. Ritorno alla vita delle donne qui, non c'è vita, io non so neanche più come dirlo, come fare, perché i centri di accoglienza non esistono più. Non abbiamo un ministero di pari opportunità dove si possono aiutare tutte le donne. Non c'è, alla fine hanno voluto cancellare questa parte qui. Appena c'è una donna massacrata e noi lo vogliamo denunciare, no, non parliamo di donne musulmane, non parliamo. E perché non parliamo perché non sono degli esseri umani le donne musulmane? Perché non sono delle persone che vanno aiutate? Dove stanno i diritti umani per tutti? E il problema è che non vogliono farlo vedere, perché sono a disagio a parlare di queste tematiche. Noi dobbiamo continuare a parlare, salvare quelle donne, farle uscire da quel dramma nel nostro paese. Non dimentichiamo, solo fino al 2007 si faceva anche l'infobulazione nel nostro paese, delle bambine massacrate. E abbiamo, noi, centrodestra, abbiamo fatto quella legge contro l'infobulazione. Non mi sembra che qualche donna di centro-sinistra abbia presentato qualche proposta per aiutare queste bambine e queste donne contro l'infobulazione. Siamo state noi, e noi che seguiamo queste donne. Loro del sociale non se ne occupano perché sono al caldo, nelle poltrone calde. Purtroppo gli fa anche schifo occuparsi delle donne immigrate, però in televisione vanno e si fanno belli, intellettuali. Ma di quale intellettuale parliamo? Se non parliamo di questi temi, l'intellettuale mi fa pure ridere, perché parla di ideologico, punto. Anche se li vede donne maltrattate, massacrate, seviziate, per loro è la loro cultura, ma non è la nostra cultura, non è vero. Qui dobbiamo tutti dire non a quella cultura, non a quella cultura estremista, non a quella avanzata estremista, e sì alle persone per bene, come diciamo sempre, e sono anch'io, ne faccio parte, di quelle persone che vogliono integrarsi nel nostro paese. E l'integrazione non è un optional, è un dovere. Ecco, signora Sbai, lei è fermamente contraria, diciamo, a quello che è l'approccio cosiddetto multiculturale o di relativismo, diciamo così, culturale, no? Perché su questo ha scritto anche un libro, Il sogno infranto. Il relativismo culturale favorisce il fondamentalismo, mi pare, è la sua tesi, no? Ma io ho scritto il libro sul il fallimento del multiculturalismo, perché io dico a queste persone di andare in giro per l'Europa e vedere che cosa ha fatto il multiculturalismo in Inghilterra, in Olanda, in Francia. Il multiculturalismo ha fallito. Io posso accettare tutte le altre culture, cosa si mangia, la musica, benissimo, ma non posso accettare le malvagità di altre culture, come l'infobulazione, come il maltrattamento, come il niqab, il burqa e come il velo obbligato. Non va bene, perché alla fine siamo tutti zitti. Se lei nota questo, in Italia nessuno si azzarda a dire non, signora, non può andare in giro, ma neanche i forze dell'ordine non può andare in giro con il niqab, io non posso andare col casco, anche lei non può andare in giro così. Il multiculturalismo è un pensiero relativista, nichilista, direi anche, di certe persone che non vogliono vedere, però tanto loro non importa niente, tanto loro sono rinchiusi, ogni tanto escono fuori, dicono qualche battuta, razzisti e qua xenofobi, ma primi xenofobi, razzisti, quelli che non vogliono vedere, quelli che non vanno dentro alle comunità e vedere come stanno quelle donne, come vivono quelle donne, in quale contesto vivono quelle donne. Non è accettabile farne venire altre per farli vivere in quel modo. Sono loro xenofobi, razzisti
e tante altre cose. E il problema è che bisogna denunciarli. Io, al primo che domani mi dirà una parola del genere, io lo denuncio perché sono loro i primi razzisti a farli venire, a farli stare male. Ecco. E noi dobbiamo tutti alzare la testa, come detto in piazza, e non avere paura di rispondere, non avere paura, ma non con la violenza, no, con la parola, che loro hanno fallito tutto. Ecco, a proposito l'immigrazione. A proposito, Gli immigrati non è che sono io, ne sono migliaia e migliaia che parlano peggio di me, solo che non gli danno la parola. ecco, a proposito di parola, esce oggi con il giornale il libro Non perdiamo la testa, il dovere di difenderci dalla violenza dell'Islam, curato da Magdi Cristiano Hallam, il quale, come sappiamo, l'abbiamo anche sentito e lo sentiremo domani tra l'altro per parlare di questo libro, è stato messo nel mirino dell'ordine dei giornalisti, accusato di islamofobia e messo a processo. Per il momento è un processo all'interno dell'ordine professionale, che però ha una sua valenza giudiziaria pure, perché è uno strumento, diciamo, disciplinare che è equiparabile a quello della giustizia, il processo dell'ordine dei giornalisti, per articoli scritti nel 2011, quando Hallam peraltro era anche eurodeputato, e su questa vicenda tra l'altro ci sono stati relativamente pochi commenti. Pensi che pochi giorni fa qui a Milano c'è stato un corso di aggiornamento professionale per giornalisti con tema l'informazione religiosa e l'Islam, dove nemmeno si è parlato del caso Hallam, e mi sembra veramente una contraddizione di principi fenomenale. Ecco, a proposito di parola, il fatto che un ordine dei giornalisti nazionale, quello italiano, metta sotto accusa e processi per islamofobia una persona come Magdi Cristiano Hallam, lei come lo giudica? No, dobbiamo vedere come andrà a finire, va bene, uno ne parlerà quando andrà, vediamo come va a finire. E il fatto che io, come persona, io non parlo di religione, io non voglio, qualsiasi religione ha il suo pro e contro, tutte le religioni, per carità. Io vorrei rimanere su quello che succede nella vita reale, ecco, di tutti i giorni. Io mi occupo di queste donne tutti i giorni, e Magdi Hallam lo sa, quello che faccio io tutti i giorni con le donne, mi occupo di diritti umani. Io non vado a criticare né il Corano né niente, perché non mi va di entrare in un contesto che è religioso, che non mi interessa. Io mi occupo di diritti umani, di diritti della persona. Non bisogna nemmeno andare a esasperare alcune volte le anime di anche quelli moderati. Alla fine andare a criticare una religione non è... Io ho parlato con Magdi Hallam, ne parliamo, per carità. Noi facciamo due cose in modo diverso, nel senso non mi va neanche di parlarne, perché glielo dico sempre, bisogna attaccare il terrorismo, bisogna attaccare l'estremismo, bisogna attaccare l'avanzata che abbiamo nel nostro paese. Non bisogna poi farsi denunciare, minacciare, bisogna parlare delle realtà che esistono già nel nostro paese. È chiaro, là dove ci sarà una decisione saremo pronti a manifestare contro questa decisione, perché la libertà di espressione è sacrosanta in questo paese, la devono sapere sia i giudici che gli estremisti che vengono nel nostro paese. Io vorrei solo ricordarvi che sono stati 7 anni, noi abbiamo subito tutti, veramente abbiamo subito di tutto. C'è stata la Sharia Court degli estremisti, hanno cominciato a denunciare tutti quanti. Appena uno dice Islam lo denunciano, gli estremisti lo denunciano. E la differenza è che l'abbiamo vinti tutti al tribunali, anche Libero, il giornale, l'abbiamo vinto, perché uno parla della realtà che esiste nel nostro paese. Andare oltre, secondo me, è un discorso che va fatto, ma con dei teologi che non mi interessa. A me non interessa. Sì, ho capito, lei ha un approccio differente. Posso chiederle una cortesia, signora Sbai? Abbiamo la pubblicità, posso chiederle ancora qualche minuto? Nel nostro paese, però tutta la solidarietà che ci mancherebbe altro. Sentiamo, non lo so.
Abbiamo uno stacco pubblicitario, se non sbaglio. Poi se le posso chiedere ancora qualche minuto, certo, se non ha impegni, poi ci risentiamo tra poco. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere. ...22. Rieccoci in onda, con noi ancora in collegamento telefonico su AdSby e signora Sbai, per tornare a sabato, alla manifestazione di sabato, era anche l'anniversario, un anno esatto, dell'operazione Mare Nostrum. È stato detto, ma mi pare che sia assolutamente vero, che non c'è un'operazione analoga in alcun altro paese, non solo europeo, cioè una marina militare che agevola, diciamo così, quello che fino a ieri era stato il compito dei cosiddetti scafisti, cioè di organizzazioni criminali vere e proprie, di trasbordare persone verso l'Italia. L'ONU ha detto che finora l'operazione ha portato 165.000 persone in Italia. Abbiamo parlato con, già settimane fa, il segretario del SAP di polizia Tonelli, il quale ci diceva, punto primo, nessun controllo sanitario, punto secondo, nessuna certezza sull'identità di queste persone. E a proposito del rischio terroristico, non è, credo, un babau da presentare all'opinione pubblica, però uno la domanda se la fa. Chi abbiamo portato in Italia? Lei ha una risposta? Certo che io, le mie risposte, in tempi anche non sospetti, mi sono espressa su questa avanzata, diciamo. E lei ha detto bene, sono scappisti criminali che portano le persone così buttate a mare perché l'Italia è disponibile a andarli a prendere. Altri paesi europei non lo fanno, la Spagna, Malta, altri, ma nemmeno l'Albania, nessuno va a prenderli perché ormai siamo entrati in un circolo vizioso, cioè alla fine è con la nostra bontà
loro ci fregano, ma l'hanno detto anche i grossi estremisti: con la vostra democrazia vi distruggeremo. Ma è questo, non è un mare nostrum, è un mare mostrum, è un mostruoso lasciare delle persone, a parte che arrivano dalla Libia, ma non arriva nessun libico, perciò c'è un'organizzazione criminale che gestisce questi sbarchi, diciamo, e noi siamo caduti nell'errore, non abbiamo mai neanche chiesto i soldi al Frontex, noi ci lamentiamo dell'Europa, ma non abbiamo mai chiesto né soldi per respingimenti, non facciamo nulla per anche rispondere all'Europa. L'Europa giustamente ci dice: i vostri immigrati ve li tenete voi, perché dobbiamo occuparci noi? Li fate entrare, bisogna spingere, bisogna avere anche dei accordi bilaterali. Qualcuno mi dice: con chi dobbiamo parlare? Come abbiamo fatto noi nella precedente legislatura, parlare con chi di dovere, bloccare, portare la polizia lì sul territorio insieme a chi governa la Libia, perché non è vero che non c'è oggi un governo in Libia, ci sono degli estremisti che fanno diciamo gruppi di ISIS che lavorano in Libia, ma c'è anche un governo libico che si può dialogare, che bisogna andare lì, che nessuno si sporca le mani per andare lì in Libia e parlare con loro per bloccare questi criminali, non farli andare in spiaggia, nemmeno nella spiaggia, ma qualcuno ci guadagna tanti soldi di là e anche di qua. Non dimentichiamo che tanti immigrati, anche qui a Roma, il signor sindaco ci ha chiesto a tutti noi di far entrare qualche immigrato in casa e ci dava 900 euro, ma questi 900 euro, tutti questi soldi, non è meglio aiutarli da lì, che gente che arriva non dalla Libia, non dal Nord Africa, ma arriva dall'Africa subsahariana? Allora bisogna aiutarli lì, fare autostrade lì con tutti quei soldi che dall'Europa, e invece di fare solo accoglienza, non accoglienza, perché adesso facciamo accoglienza, ma io dico tra 4-5 mesi, finiti i soldi, che fine faranno quelle persone? Andranno a finire sotto i ponti? Andranno a finire in delinquenza, in mano della delinquenza? Andranno a finire non so dove? Questo è razzismo puro, questa è xenofobia pura, questo è xenofobia. Un'altra cosa, entrano dal mare, ma entrano anche dall'aeroporto, sono spariti e nessuno lo dice, l'ha detto il Messaggero. Sono entrati più di 400 algerini e sono spariti sul nostro territorio. Che fine hanno fatto? Perché non ci rispondono a queste domande? Il ministro deve rispondere dove sono finiti 400 algerini arrivati dalla Turchia e sono spariti nel nostro territorio. Sono terroristi, gente terrorista che è arrivata, ma nessuno l'ha controllati, sono arrivati da Fiumicino. E io ancora denuncio questo fatto e nessuno mi dà una risposta. Questo gente che arriva, però c'è anche un'altra cosa: molti giovani italiani, 100.000 giovani italiani sono andati all'estero a lavare i piatti, perché non hanno più spazio in Italia, nessuno pensa a loro. Tutti quei soldi guadagnati, diamo un sussidio ai giovani, a chi non lavora, appena uscito dall'università. Noi è un fallimento della società perdere quei 100.000 giovani dove hanno studiato nelle nostre università, dei cervelli, brutta parola, dei cervelli andati via a lavare i piatti. Invece facciamo lavare i piatti a altri che poi ci denunciano dopo, nel senso i ristoranti lo sanno, dopo nemmeno 5-6 mesi gli arriva la denuncia dei sindacati, però i nostri nessuno ne parla, sono una marea, è quello mare, altro che mare, vanno via e nessuno parla di loro, vanno anche con la punta dei piedi vanno via, non danno fastidio. Sono i nostri giovani, quei giovani che a Genova pulivano il fango da Genova, sono quei giovani in silenzio, quei giovani che non hanno più la forza di parlare, però scappano. E questo, ripeto, un fallimento della società e di quella ideologia finta, buonista, che da una parte fanno entrare alcuni, dall'altra parte li fanno uscire, perché l'italiano non gli porta niente del giovane italiano che se ne va in giro e che fa l'immigrato,
noi li facciamo entrare altri e non è giusto farli entrare senza avere un lavoro, senza avere una casa, senza avere nulla. Non è giusto. Allora rimangono dove stanno. Lo dico io, lo dicono tanti migliaia di immigrati, e questo non è razzismo, questo è il buon senso, che un paese che è in crisi non può far entrare tanta gente. Abbiamo già i nostri disoccupati che non hanno spazio. Ma dobbiamo smettere di far finta di essere buonisti. Bisogna smetterla, perché è un danno per la collettività, è un danno per questa società. È una società che non riesce a decollare. È normale 100.000 ragazzi che vanno via, dice non trovano lavoro, troveranno gli altri lavoro. Però abbiamo speso su di loro, abbiamo investito tanto di università, migliaia e migliaia di euro, e poi vanno a finire e poi non tornano più. Giovani, poi diamo i soldi ai bambini che nascono, bene, ma diamoli a quelli che sono già nati, grandi, vaccinati, tutto, che non hanno spazio nella società. Diamolo a loro quei soldi. Tanto i soldi non ci sono tutti chiacchiere. Bene, io ringrazio Suad Sbai che è stata con noi. Mi le scuso, auguro... ma non è uno sfogo, No. Io parlo in questo modo, ho sempre parlato così. No, io non avevo il minimo dubbio. La ringrazio. Io ringrazio voi. E buon lavoro a Suad Sbai che è stata con noi. Grazie a lei e a risentirci. Arrivederci. Buniatishvili, che si potrà ascoltare anche a Milano nell'ambito dei concerti della Società del Quartetto al Conservatorio, in via Conservatorio, il prossimo 4 novembre. Aprirà la teoria di giovani pianisti che faranno concerti appunto nel capoluogo lombardo. Intanto, tornando al tema dal quale siamo partiti prima della chiacchierata con Suad Sbai, ovvero con la questione dell'Italia divisa in due, sempre sotto il profilo fiscale. Guarda un po', è un caso, come dicono i matematici e gli statistici, la distribuzione statistica è quella che è. A proposito di statistica, settimana scorsa ho compiuto un gravissimo errore commentando una prima pagina del giornale. Il giornale se ne usciva con una classifica
nella quale si parlava di ricchezza mediana degli italiani. La ricchezza mediana degli italiani è una cosa totalmente diversa dalla ricchezza media, perché la ricchezza media presuppone che tu calcoli la ricchezza di tutti i cittadini italiani e la dividi per il numero dei cittadini, è la media aritmetica. La ricchezza mediana invece consiste in un numero che viene fuori prendendo il più ricco e il più povero e trascurando tutto ciò che sta in mezzo, per cui evidentemente questo falsa completamente i dati e fa apparire molto più ricco il paese di quanto non sia, perché se io prendo il capitale, il patrimonio della persona più ricca di un paese e quello della persona più povera e divido il tutto per 2 e trovo il valore mediano, la mediana giusto appunto, ho un calcolo che ha molto poco senso, visto che le persone con un patrimonio normale o modesto o basso sono milioni, mentre i super ricchi sono pochi. Fare la mediana su una popolazione in tema di ricchezza è assolutamente qualcosa di assurdo, diciamo così, perché non è rappresentativo della realtà. Bisogna fare la media. Il giornale aveva messo in prima pagina questa cosa, un po' andando nell'onda renziana, dicendo ecco quanto sono ricchi gli italiani, che è un'altra cosa che il Premier, Presidente del Consiglio, Renzi, dice sempre, l'ha detta anche l'altra domenica dalla signora D'Urso, dicendo appunto che se noi facciamo 2.000 i miliardi di debito pubblico che abbiamo almeno 8.000 di ricchezza privata. Poi non ha tirato la conclusione di questa vicenda. Alcuni più correttamente hanno detto benissimo, per ripianare il debito pubblico prendiamo la ricchezza privata, che è un modo molto anzi è 4 volte di più, quindi hai voglia a ripianare. Ti fai 4 debiti pubblici italiani con la ricchezza privata degli italiani. Gli italiani sono molto ricchi, come dire, possono essere tosati ancora un po', sottinteso, diciamo, o anche parecchio, non soltanto un po'. Però la storia della mediana e della media sono incorso in un errore drammatico, perché la media è una cosa molto diversa dalla mediana. La mediana applicata a una popolazione e per dare un indice di ricchezza di quella popolazione è una stupidaggine, perché ci sono milioni di persone e la mediana prende soltanto 2 persone, il più ricco e il più povero. Comunque, tornando invece alle questioni numeriche, il Sole 24 Ore di ieri ci dava un altro parametro per valutare l'efficacia dei comuni, vale a dire quanto riscuotono veramente in tasse, che poi, se la giriamo dall'altra parte, è quanto pagano di tasse i cittadini di quei comuni. I cittadini dei comuni del nord pagano il doppio anche sulle tasse comunali rispetto ai cittadini dei comuni del sud. A Vibo Valentia si raccoglie il 43% di quello che si dovrebbe pagare, a Reggio Emilia l'87%. A Vibo Valentia ogni anno, scriveva ieri Gianni Trovati commentando questi numeri, ogni anno nelle casse del comune calabrese arriva solo il 43% delle tasse e delle tariffe che la Giunta e il Consiglio mettono a bilancio. Più o meno lo stesso accade a Trapani, a Palermo e in quasi tutti i capoluoghi di Sicilia e Calabria, ma anche a Campobasso, Potenza e Latina. A Napoli gli incassi reali arrivano al 56,6% rispetto ai numeri scritti nel bilancio. A Roma 60%, a Milano saliamo al 68%, su fino a Bergamo, Bolzano, Reggio Emilia, dove tutti gli anni più dell'85% delle entrate si presenta puntuale alla cassa, il che vuol dire che nelle città del nord, appunto, dove si incassa più dell'80%, si incassa il doppio rispetto a quello che si incassa nelle città del sud come Vibo Valentia, Trapani, Palermo e le città di Sicilia e Calabria in particolare, dove si incassa la metà. Dal 1 gennaio prossimo però sarà questa valutazione su quanto i comuni riescono a incassare veramente rispetto a quello che mettono a bilancio a decidere le sorti dei comuni. Perché cos'è successo? È successo che è entrata in vigore, dovrebbe entrare in vigore la riforma dei bilanci locali e dovrebbe essere emanata anche la legge di stabilità appena presentata dal governo. La riforma dei bilanci locali che cosa chiede ai sindaci, agli amministratori? Chiede in sostanza di bloccare nel bilancio un fondo crediti, cioè mettere a bilancio bloccati dei soldi proporzionali ai buchi incontrati nella riscossione degli ultimi 5 anni. La legge di stabilità fa rientrare questa voce nei calcoli del patto di stabilità, perché la legge di stabilità, cioè la finanziaria di questi giorni, allenta alcuni vincoli del patto di stabilità, a condizione che, e qui torniamo al discorso di prima, a condizione che il comune
sappia riscuotere le proprie tasse. La legge di stabilità taglia del 70% gli obiettivi del patto di stabilità per i comuni, patto di stabilità che vale 1 miliardo e 400 milioni per il 2015 invece di 4,5. La legge di stabilità sblocca, tra virgolette, questi soldi. Però la riforma dei bilanci comunali, dei bilanci locali, la riforma blocca i bilanci nelle amministrazioni che non riescono a incassare il dovuto. Il risultato quindi sarà quello di dividere i comuni in due grandi gruppi. Comuni che riescono a riscuotere meglio le loro entrate e che potranno godere in pieno dell'allentamento del patto di stabilità, e altri comuni che dovranno invece agire drasticamente di forbice. Peraltro qui c'è un'altra osservazione da fare: non solo se vengono applicati questi principi, i comuni che non incassano, in questo caso i comuni del sud, non saranno esentati dal patto di stabilità, però hanno un vantaggio, che partono da un livello di spese molto più elevato. Questo l'hanno sottolineato tutti i sindaci che abbiamo sentito qualche mese fa proprio su queste questioni, ovvero ci sono comuni del sud in particolare, che partono da un livello di spese talmente elevato che il patto di stabilità li tocca fino a un certo punto, o comunque implica sacrifici molto inferiori rispetto a quelli che già erano virtuosi e che partivano da un livello di spese molto più basso. E lì vai a toccare poi, come si dice, la carne viva veramente, cioè quando devi tagliare su comuni che sono già virtuosi, tagli ciò che serve, ciò che è necessario. Se tu invece parti col patto di stabilità da comuni che hanno spese astronomiche, spesa storica, cioè la spesa che hanno sempre effettuato, è chiaro che dai loro un vantaggio. Il meccanismo divide l'Italia in due, scriveva ieri il Sole 24 Ore, perché i dati si riferiscono al 2008-2012. I dati 2013, nella miglior tradizione statistica italiana, non sono ancora disponibili, ma in media i capoluoghi di provincia prevedono ogni anno di ricevere per ogni cittadino 882 euro fra tributi e tariffe. Ne incassano, mediamente in tutta Italia, il 66,5%, ma al sud le percentuali scendono pesantemente, mentre al nord crescono anche di molto. È la solita fotografia dell'Italia divisa in due. Il nuovo meccanismo, chiesto dalla riforma, vuole andare al cuore del problema dei bilanci comunali. Bilanci che sempre più spesso sono basati su entrate del tutto teoriche che non si trasformano in incassi. Pensate che nei bilanci comunali in tutta Italia ci sono oltre 33 miliardi di euro previsti come incasso, ma mai effettivamente incassati. E questi soldi però teorici finanziano spese reali. L'anno prossimo queste nuove regole dovrebbero bloccare nei fondi di garanzia circa 2 miliardi e 400 milioni, una cifra destinata a crescere nei 2 anni successivi quando la riforma entrerà a regime. La riforma della contabilità degli enti locali insieme alla legge di stabilità che sblocca il patto, a condizione che i comuni riescano a incassare. Questo dovrebbe essere l'effetto combinato delle due disposizioni. Fatto sta che le tasse dimenticate dei comuni si concentrano al sud, rovesciando i protagonisti della vicenda. I cittadini pagano molto meno le tasse al sud che non al nord. Domani con l'autore Magdi Cristiano Allama, il coordinatore di questo libro, che è anche autore di 2 pezzi iniziali. Poi ci sono altri vari contributi, ne parleremo domani, non perdiamo la testa. È da oggi in distribuzione con Il Giornale al costo di 5,60 euro. Buon pomeriggio a tutti da Giulio Cainarca.